quanto è buono! Papà, ma siete fatta vecchia, ma ancora mi prorogo perché? State zitta! Oh, veniamo in a noi. Tu ricevesti la mia lettera? Ah, papà, a proposito di quella lettera, io faccio parlare. Vabbè, sediamo. Oh, mo ti aspettare e poi ogni tanto ci sussimma. Dunque, figlio mio, tu ti ricordi in quale stato si trovava la nostra famiglia? Io, giovane di uscire piuttosto paccheriata, e tuo zio Timoteo, medico condotto, piuttosto ciuccio. Lui poi si merazza, ciuccio. Ma che c'entri parli kill? Issa a Marsiglia conoscette a Donna Angela Rosa. Poppo, Donna Angela Rosa, poppo. E non pazzia. Dunque, conoscette a Donna Angela Rosa. E l'ha sposata, ritirandosi in un palazzo di sua proprietà in Napoli. Arma chiamata in proprietà di suo esattore, agente d'affari, eccetera, eccetera. Donna Angela Rosa. Poppo, Donna Angela Rosa, poppo, Donna Angela Rosa, poppo, Donna Angela Rosa. Oh! E ma forni questo papà! Ha bucinato a stessa intonazione una canzone. Donna Angela Rosa. Tenne una figlia che si deve maritare. E io e mio fratello cugino abbiamo risoluto di darla a te per moglie. Oh, mamma mia! Io scopo a chi sta, sentiamo pure. Ah vecchio, sta impurpata assai. Io e Timoteo siamo i padroni in da casa. Ci la commandiamo noi. Ma se a bardascere la vecchia si sposa con un altro, addio diritti di padronanza. Onde, sa parlare di te, ti abbiamo fatto tutti gli elogi possibili e immaginabili. E la vecchia tua vorrei. E oggi sei aspettato in casa a via Borgo Sant'Antonio Abate, numero 15. Siete sicuri che sono accettato? Sicurissimo. Una difficoltà c'è sta. Ah, c'è sta difficoltà? Sì, ma s'appianerà. E qual è sta difficoltà? E a sapere, che vecchio odia tutti quelli che portano gli occhiali. Per certi motivi che poi ti dirò. Ah, allora a tempo perso, papà. Io porto gli occhiali. A questo si è pensato? E come? Non si è detto che tu sei miope. E com'è possibile, papà, che non mi vede che tengo gli occhiali? No, verrai senza occhiali. E com'è possibile, papà, venire senza occhiali? Io tozzo! No, poche pazienza non tozzi. E poi non dubitare, caroppo matrimonio fatto ma metti gli occhiali. Papà, io ti vedo, ma voi come volete fare? Feli, e non ci trovano difficoltà. Ma come? Che sono occasioni che una volta capitano nella vita e non ce la prima fa scappare. Pensa che quella si sposa con un'altra. Io fino a Gallia e per conseguenza tu pure. Yam, che niente, diventeremo ricchi. Ma vedete che guai. Io sono marito, sono padre e chi si può fare? Sente buono a papà. O matrimonio si farà a vapore e dopo sposato poi noi abbiamo voglia di fare. Ma poi papà, se ci potesse fare in un'altra maniera. Fele, ma dimmi una cosa, ma che è sta tua incertezza? Ma come? Si tratta di sposarti una gioia ai figlioli, cambia tutto e piglia posizione e tu te ne vieni che difficoltà. Rimma la verità. Tenete coccato formazzullo pagava. Qualche amoretto inconsiderato per coccorone che non tiene niente. Guai! Se fosse questo, io ti abbandonerei alla miseria più nera. Tuo zio non ti guarderebbe più in faccia. E tu, ciecato come sei morto di fame, gli arrissa a fornire i giorni tuoi, mezza naviglia. Io, venendo un altro in casa, sarei cacciato. E che baga facendo i poveri vecchi? Non mi fericcio e faticato. Devo andare cercando l'elemosina con una mazza a mano. E per conseguenza, tu pure, ciecato pure come sei, non potendo aiutare, tu con una mazza a mano, gli arristi cercando l'elemosina.
ci incontrammo per Napoli, mazza e mazza. Tu non potevi essere un sordo a me. Io non potevo ridere un sordo a te. E tutte e due, morte e fame, moriremo in mezzo alla E guardi ci arrestano, ci portano in questura. Si capisce? E va bene, sa che mi fate un quadro così toselante, farò tutto quello che dite, verrò. È bravo! Non mi potevo aspettare diversamente da te. Dunque, sentimi buono. A mezzogiorno, via Borgo Sant'Antonio Abate, numero 15. E con me combina, con concettello, con me combina. Oh, a proposito, ma mi ascoltavo meglio. È che la vecchia ti prova. Ma prova a me, io non voglio essere provato. Che il ti prova. Come ha provato là di 2 giorni che stavano a sposare la figlia. E beh, Per vedere se ci bevono buono o no. e come si fa? Essa è solita mettersi da lontano, mostrettete dicendo: quante tette sono queste? E io che c'è lì che non ne becca? Senta a me, ci sarà una convenzione fra di noi. Io sarò presente alla prova. Sentami pure. Mostra 1 io non mi muovo. Mostra 2 sputo. Mostra 3 tossisco. Mostra 4 non starnuto. Mostra 5 2 starnuti. No, noi buschiamo papà. E come mi faccio ricordare tutto questo? No poche pazienza e te lo ricorderai. Dici da Natale? Mostra 1 non mi muovo. Mostra 1, non si muove. Mostra 2 sputo. Mostra 2, sputa. Puh. Oi, e mo si porca mo? Perché? E mi hai sputato in do culo. Mostra 3 tossisco. Mostra 3, tossisce. Mostra 4 non starnuto. Mostra 5, non pernacchia. Ma ne qua pernacchio. Sarebbe stato bello che le riceve. Guardate, sono queste! E io la muccavo una pernaccia che le pigliava e ci scopava tutto e due fuori per la casa. Si trova parlando. È logico. Ripetiamo. Mostra 1. Non si muove. Mostra 2. Mostra 2, cosa? Puh. E mo si porca una volta mo. Mostra 2 che faccio? Sputa. Mostra 3. Tossisce. Mostra 4. Non saluta. Mostra 5. Voglio qua ma morro mo. Mostra 5 che faccio? Lui starnuta. Ui, Feli. Guarda mia mamma. Chi è? E chi è sta figliola? È un'amica della padrona di casa. Dunque, figlio mio, ricordati bene che la nostra felicità dipende dal Va tuo... buono, papà, va buono. E non ti rincarica capo che la figliola... Va buono! E dopo sposata... Va buono! Ma quante volte state a parlare? Mamma Forza mia. passa nuova, padre buona! Ma chi era chi lo mausoleo? Una conoscenza della mia. E che voleva? Niente, un affare di famiglia. Non voglio mai uscire che sa perché c'è in due borghi Sant'Antonio Abate. Ma che sacci? Io ti vedo tutto imbrugliato. Volevo dire che non mi sento buona. Oh, felicella mia. E che ti senta? Mi sento, non loro, rinda l'osso pazzilla, che mi corrisponde in fronte. Ma che cancro stai dicendo, Felici? Volevo dire che mi fa male la capa. Ma come ti è successo? Non ti si capa gli spizzi che in coppa. Ma non è come prima. Ma frate, è venuta la fo soldata. Vabbè, ma chi le mo è da fare un servizio con un'amica. E perciò io giuro da capo di riuscire a chiamare conmigo. A tu. Ma fino a dire pure Sant'Antonio. E la gente. E che me fa? Io già consegnato un cappello. E là, è quasi fuori Napoli. Nessuno ci conosce. E io ti già parlai tante cose. E non ci potevi rimane. E
No, che la signorina oggi abbia fa passeggiata in carrozza, c'ha già i mo'. E io come faccio? Immagina fare lezione oggi. E te fai rimani, io mi vado a preparare, scendere con scatto. Non posso fare rimani, ci amo rimani. Va, fare in due stanzini, va. Ci amo rimani, non ci può dire. Va, fan presso. E vi che ci vuole da fa muovere, mamma mia. Con ma combina. È permesso? Ma sento un rumore, chi è? Favorite? Donna Ersilia ci sta? Sta rindo, aspettate. Grazie tanto. Dopo una mattina io eccomi qua una volta. Basta bonarette Donna Ersilia, la quale mi attira come una calamita. Io volevo bene a sta vita e me l'avrei pure sposato. Ma i soldi di Donna Angela Rosa mi hanno fatto mettere un pizzo. Ed eccomi qui, marito e possessore, e chi lo va a scegliere tra ponte a mezzo. Basta, soldi non me ne mancano e posso corteggiare questa vita. Tanto è più che mo facciamo sposare Giuseppina, la mia figliastra, con Feliciano nipote. E a così me l'aveva chissata pollice a culo. Chi è? Chi sta qua fuori? Ah, siete voi, Don Timoteo Riverito? Sì, son io. E chi va aperta la porta? E stava aperta la porta. Ah, sì, quello c'è sta un provocatore che trasesce. Già, oggi vista la causa innanzi alla porta. Dunque, siete tornato finalmente? Certo, ma tu sai, gli affari, le circostanze. Già, gli affari, le circostanze. E potresti dubitarne? Avete parlato che sarà vostro? Tanto bello. E che ha detto un matrimonio nuovo sta consente? Certo, acconsente. Don Timò, parliamoci chiare. Se tenete intenzione pazzi, avevo sbagliato. Io so vedova e commedie in coppa a casa non se ne fanno. Non voglio far parlo vicinata. Perciò sposatemi ampresso, perché se no ci sta che io fa po' buia. Ma tu sei pazzo? Ma tu mi fai morire? No, tesoruccio mio, quando prima o poi saremo marito e moglie. Quando è così, poi. Mi perdoni? Sì, perché che già fa, ve lo confesso. Vi voglio bene. Angelo mio. Tesoruccio mio. Ha volete una tazza di caffè? Fatto con le tue e vezzose candide mani? Oh. Andiamo, pupatello zucchero. Andiamo, pupatello zucchero. Mamma vostra, che ci sta sotto? Ah, Donna Angela Rosa, a dove stai? E dati con me. Mamma, buon Sant'Antonio. Con Giuliano, buon Sant'Antonio. E come faccio? Aspetti un po' scatolo quando non lo vedo, non ti mica, momento. Ma per una bella idea. Il amore! L'unor sotto la mazza! Sotto la cor! E come gas! E come gas! Il bambino! E come gas! Non non tengo cazzonetta! Ma chi da me? Non lo so trovare! E come gas! E come gas! Non lo so, figlio! Aspettate, rindo c'è stato un Timoteo, che è mio, raga! Non posso questo! Felice, voglio sapere, a lei? Amore, ce l'ho vinto! Oh, bravo! Posso impazzire! Mamma mia! Non è tutto casnito! Aspetta, mamma mia, dite lei? E mi piglia coraggio! Ah, tu sei un po'. Vieni, Correte, Don Timò! Eccomi qua. Eccomi Che vi di sentite? ritorno.
sì, mi sono tornato per... Zitto, l'inquilino mi sta morendo. Datemi polso. E chi si opera? Che si sente? Un dolore sotto cora. L'affare è serio. Ma vi vedete che guaio? Voi ad appiano vacillo con l'acqua. Ma che subito? E voi cortesemente, ad appiano le carte se ne vada, ai 50 più o meno. Va bene, ma manda subito la guardaporta. Ci è via, E intanto dobbiamo prescrivere qualcosa. Chi è? Sì. Tu, Felice. E tu che ci fai con coppa? Ah, cocco ci stai inventando per fingere ammalato. Ti voglio rovinare, ti voglio subissare. Sì. Oi. Decide che sono malato. Signori che donna Angela Rosa, capire da porca. No, tu mi precipiti, tu mi rovini. Cuccate che mamma inventi qualcosa, ya. Oh. Ecco che hanno poco da cita. Il carta se ne vada, ma bene. Ma che è stato? Un attacco alla testa. Un ramo di pazzia. Un ramo di pazzia. Pazzo! Ehi. È pazzo!